Quel giorno il maltempo che imperversava nella zona si trasformò in tragedia. La piena del torrente Agno fece crollare il ponte dei Nori, travolgendo l'auto con Leone e Francesco Nardon, padre e figlio. Era il 17 aprile 2025. Un anno dopo, Valdagno è ancora alle prese con quei danni. 12 milioni di euro tra le 200 contrade della zona, casse pubbliche ormai completamente vuote e ponte non solo chiuso, ma ancora da demolire, e con il comune senza quei 4 milioni e mezzo che servono per ricostruirlo. La spesa preventivata è veramente molto ingente per le casse del comune di Valdagno, perché come minimo bisognerà stimare una cifra attorno a 4 milioni e mezzo di euro che il comune non ha, e quindi stiamo confidando e sperando nei contributi poi ministeriali che vengono dati in caso di calamità. Per l'abbattimento definitivo del ponte sono già stati messi da parte 500.000 euro, operazione che va fatta in ogni caso, soldi recuperati da altri lavori pubblici, da una struttura per anziani ad esempio, o da molte asfaltature rimaste in sospeso. Nel frattempo in tutto il resto del territorio ci sono state ulteriori opere di messa in sicurezza, numerose sono state le frane, gli smottamenti, i cedimenti stradali, e quindi abbiamo operato anche lì in via d'urgenza. Ovvio che abbiamo dato fondo a tutto quello che potevamo dare fondo. Per ricordare le due vittime, molto conosciute a Valdagno, a un anno esatto di distanza il comune ha organizzato una cerimonia.